Quando si dice fare teatro in una certa maniera, ma soprattutto mettendo quella professionalità e con poche cose si riesce a fare tanto. Ma lei ha colto, diciamo, due aspetti molto importanti, non so se posso parlare così, non so cosa il risultato quale sia stato a suo avviso, ma certamente abbiamo cercato di fare un miracolo, perché fare del teatro in una casa privata con una situazione di cui ho fatto alcuni cenni, ma sicuramente non vuole essere una giustificazione, io dico si può fare e non abbiamo alternative, perché dobbiamo cominciare a pensare che il teatro può realmente entrare in ambienti non convenzionali. Sta all'anima dell'attore poterlo eseguire questo miracolo, insomma. Soprattutto riavvicinare la gente al teatro, questo è importante. E questo è un altro sogno. Io remo alle volte per correnti molto rapide, contrarie. Ci provo, però vedo che fortunatamente anche nei piccoli paesi, dove per un gravissimo errore alle volte si tende a sminuire le piccole località, i piccoli paesi, invece io scopro che la vera cultura non è in città, dove si pensa più alle volte ad avere l'abbonamento e non capire nulla di teatro, e vedo che le cose buone vengono recepite. Stasera ho avuto una ulteriore prova e mi dà la forza di continuare per questa strada. Senta, nel calcio si dice che l'allenatore quando si vince conta il 10% perché si hanno i giocatori, nel teatro come si definisce il tutto? È sempre un gioco di squadra, sicuramente io senza attori non potrei far nulla, ritengo umilmente di poter dare un supporto discreto anche da parte mia a loro, diciamo che è un lavoro di gruppo e di sintonia e singolarmente non si può far nulla.